Dice: sono orgoglioso dei miei rinvii a giudizio. Questa è la versione progressista, diciamo, è l'alibi progressista. Si vantano dei loro processi, addirittura. Sono orgoglioso dei miei processi. Poi ha aggiunto: non vedo l'ora di incontrare Travaglio di notte al buio da solo a Salerno. E sembrava vagamente una minaccia, infatti l'ho denunciato. Poi ci sono le scuse di Berlusconi. Berlusconi è uomo di grande e fertile fantasia e ci ha abituati agli alibi più incredibili. Per esempio, tra l'altro i suoi vengono creduti anche dai giudici. Voi sapete che ci sono sentenze in cui si dice che la Guardia di Finanza è stata corrotta con i suoi soldi ma lui non lo sapeva, che il giudice Metta gli ha fatto una sentenza alla carte per rubare la Mondadori dei Benedetti e darla a lui, ma lui non lo sapeva. I cantieri di Milano 2 hanno ricevuto finanziamenti di miliardi su miliardi, addirittura in contanti, ma lui non sa da chi arrivavano. C'era questo benefattore che ogni tanto lasciava un assegno sotto la sua porta, come faceva Totò, no? Che andava nei bassi di Napoli e faceva un'offerta ai poveri, metteva delle banconote sotto le porte e andava via di notte per non essere riconosciuto. Lo stesso è capitato a Berlusconi. Pare che Stefano Bontade e Vito Ciancimino ogni tanto mettessero una busta sotto le porte di Milano 2 in modo che Berlusconi non sapesse, perché erano molto schivi questi investitori e quindi non volevano comparire. Questo racconta il figlio di Ciancimino, ma Berlusconi si avvale della facoltà di non rispondere. Dopodiché quando risponde dice delle cose fantastiche. Io sono rimasto molto colpito, non tanto da lui quanto dalla assenza di reazioni, quando esattamente un anno fa giunse notizia che si stavano riaprendo, l'estate scorsa, si stavano riaprendo le indagini sui mandanti delle stragi del 92-93, a Firenze, a Caltanissetta, a Palermo. E lui fece un discorso pubblico dicendo: ci sono procure deviate che congiurano contro di me indagando sui mandanti delle stragi. Quando uno sente una frase del genere dovrebbe porsi almeno una domanda. Dice: ma come ti viene in mente che le procure indagando sui mandanti delle stragi stiano cospirando per forza contro di te? Metti che sia stato un altro, no? Per dire, sei proprio sicuro di essere stato tu? Perché se dici cospirano contro di me riaprendo le indagini sulle stragi, uno si fa l'idea che lui c'entri. Tant'è che il procuratore di Palermo Messineo disse: ma a noi non risulta Berlusconi, però se ha qualcosa da dire che lui sa e che noi non sappiamo, ben volentieri. Nessuno gli chiese, dice: ma perché lei si preoccupa perché aprono le indagini sulle... Ma che gli frega a Berlusconi? Io spero che prima o poi qualche elettore suo se la faccia questa domanda e glielo chieda. Che, scusa, ma perché ogni volta che indagano sulle stragi tu ti preoccupi? Ma io non conosco nessuno che, non so voi, ma conoscete qualcuno che quando legge sul giornale ha riaperte le indagini sulle stragi dice: oddio, mi beccano? Io non conosco nessuno che abbia questa autostima di sé così scadente. Lui evidentemente si stima poco, o si sopravvaluta, oppure sa delle cose che noi non sappiamo. Tant'è che qualche giorno dopo Gianfranco Fini lo smentì dicendo: io invece non ho nulla in contrario se le procure riaprono le indagini sui mandanti delle stragi, anche perché noi non abbiamo niente da temere, disse Fini. Poi si guardò intorno e vide delle facce coi denti sbarrati, no? Dicevano: parla per te che non hai niente da temere, no? Giustamente noi sappiamo bene di che cosa siamo capaci, proprio nel vero senso della parola. Bene, il Signore l'ha capita. Ma il bello è che nessuno gliel'ha mai fatta questa domanda al Cavaliere. Tant'è che lui si è ripetuto. Forse la più bella è quando l'hanno beccato nelle intercettazioni di Trani, mentre trafficava con membri dell'autorità delle comunicazioni, dirigenti della RAI, addirittura del CSM, della commissione di vigilanza. Insomma, c'era un vasto schieramento, una banda larga, ecco, l'unica banda larga che abbiamo in Italia è quella, una banda larga che si attivava per trovare dei pretesti per chiudere Anno Zero. Quando sono uscite le intercettazioni, ovviamente c'è stato grande scandalo, siamo orgogliosi di averle fatte uscire noi del Fatto Quotidiano per primi, grazie a uno scoop di Antonio Massari. Berlusconi ha detto che è ormai il commento più diffuso nella classe politica. È diventato una specie di motto
proprio dei nostri politici. Beh, ce l'avevo sempre detto che volevo far chiudere anno zero. Dov'è la sorpresa? Uno potrebbe dirgli sì, ma un conto è dire una cosa, un conto è farla. Se uno dice adesso ammazzo mia moglie, non gli può mica succedere niente. Se poi la ammazza, non è che quando il giudice lo chiama a rispondere dell'uxoricidio dice ah beh, ma tanto l'avevo già detto. Cioè, beh, come se uno perché ha detto che farà una cosa poi quando la fa non è più reato. E dipende da che cos'è quella cosa. Invece lui ha detto due cose. Ha detto primo l'avevo detto, che facevo chiudere anno zero. Secondo, dice sono stato intercettato da una procura periferica. Questa storia della procura periferica è affascinante, cioè le procure sono dove sono. Non è che vale di più l'intercettazione fatta dalla procura capoluogo di provincia rispetto alla procura periferica. Se anche una procura sta a Trani e intercetta quello che tu dici, il problema è quello che tu dici, non se la procura è periferica o è centrale. Invece lui ha detto ma è periferica. Come dire, le intercettazioni non contano. Ma come non contano? Dopodiché ha detto la competenza non è di Trani. Può darsi, ma intanto rispondi sulle intercettazioni. È esattamente come questi qua della cricca, no? Che dicono tutti no, Perugia non è competente, andiamo a Roma. Intanto bisognerebbe cercare di capire perché vogliono andare tutti a Roma. Io fossi il procuratore capo di Roma mi incazzerei, direi ma cosa ci avete presi per il porto delle nebbie? A meno che la procura di Roma non sia tornata a essere il porto delle nebbie, altrimenti uno perché dovrebbe chiedere di andare a Roma? Che cosa gli cambia? Per risparmiare benzina con Trani o con Perugia, è evidente. Questi non riescono mai a dire sono innocente, sono una brava persona, dicono sempre altre cose. L'avevo detto, procura periferica. Tra l'altro non è vero neanche che è stato intercettato, non è vero che la procura sia periferica, ma non è vero nemmeno che lui è stato intercettato. Voi sapete che a Trani per l'ennesima volta si è arrivati a Berlusconi intercettando i telefoni di altri. Intercettando i telefoni di alcune persone che stavano facendo una truffa con dei tassi a usura su carte di credito della American Express. Berlusconi ha detto ma hanno intercettato, non è vero niente, il suo telefono non può essere intercettato dal 94, da quando sta in Parlamento. Intercettano sempre dei delinquenti che parlano con lui. E lui si incazza e smettesse di parlare con i delinquenti così non si sente più la sua voce. Cioè immaginate se il magistrato di Trani poteva immaginare, indagando su un giro di usura sulle carte di credito, che il terzo giorno veniva fuori Minzolini e il quarto giorno veniva fuori Berlusconi, ma stava indagando sull'usura delle carte di credito a Trani. Uno non può più indagare su niente praticamente senza che gli spunti Berlusconi al terzo giorno. Poi deve pure rispondere che è periferico e che ha intercettato il Presidente del Consiglio, che non è vero niente. Si dirà, ma con tutta la gente che si intercetta in Italia è impossibile parlare con qualcuno che non sia intercettato. Povero Berlusconi, anche lui, insomma, ogni volta che parla con qualcuno quello viene intercettato. Sapete quanti sono gli intercettati in Italia ogni anno? Dato che ci dicono che siamo milioni, che siamo tutti intercettati, gli intercettati in Italia sono 15.000 all'anno. In un paese dove si fanno 3 milioni di nuovi processi all'anno e quindi ci sono 3 milioni di nuovi imputati all'anno, almeno. Ogni processo almeno un imputato ce lo deve avere. Bene, se si fanno processi a 3 milioni di imputati all'anno e intercettiamo 15.000 di quei 3 milioni di imputati, vuol dire che noi intercettiamo, correggetemi se sbaglio, un imputato ogni 2.000. Giusto? O ogni 200? Secondo me ogni 2000. Vi sembra troppo intercettare un imputato ogni 2000? Secondo me è poco. Però immaginate che come deve essere delinquente quell'imputato per essere uno dei pochissimi intercettati. Pensate quanto deve essere pericoloso, quanto deve essere incallito per meritarci un'intercettazione, visto che sono pochissimi gli imputati che si meritano un'intercettazione. La domanda è, ma possibile che Berlusconi non riesca mai a parlare con qualcuno che non appartiene alla ristretta cerchia dei 15.000 delinquenti incalliti che vengono intercettati ogni anno? Vuol dire che ha delle brutte amicizie. Se cominciasse a fare qualche telefonata alla Caritas o alla comunità di Sant'Egidio, io sono convinto che non lo intercetterebbero mai.
Naturalmente la vulgata è che si intercettano tutti, ovviamente, perché altrimenti come farebbero a giustificare la porcheria che stanno approvando? Quando è finito dentro Bertolaso nello scandalo, anche lì è stato divertente vedere come si difendeva. Il primo giorno non si è difeso, è scomparso. È intervenuto al suo posto il ministro Matteoli. Adesso abbiamo anche capito perché lo difendeva, perché facevano parte della stessa cricca. Il ministro Matteoli andò da Vespa era in gramaglie, era listato a lutto quella sera perché era un fan di Bertolaso, ricorderete i collegamenti meravigliosi in cui Vespa in braccio a Bertolaso veniva portato sulla sedia gestatoria per le strade dell'Aquila durante il terremoto, col casco. Quindi Vespa era affranto proprio in lacrime e chiese a Matteoli: